Ciao bambini, ciao cappellisti. Oggi è iniziato il periodo più magico dell'anno. Vi portiamo alle Luminarie di Gaeta. Approfittiamo un attimino, i bambini giocano. Noi ci riposiamo, non è vero, non ci riposeremo mai. Allora, abbiamo lasciato il camper nel parcheggio dedicato a noi per questo evento natalizio, diciamo così. Il parcheggio è proprio qui sopra, si scende una scalinata e si arriva direttamente qui all'inizio del percorso delle luminarie e delle bancarelle. Il parcheggio non ha nessun servizio, ha il costo di 15 euro 24 ore, oppure si può pagare a ore frazionate, quindi 2 euro l'ora. Come dicevo, non ci sono servizi, ma è decisamente comodo perché in un attimo si scende e si sta proprio al centro di Gaeta, e tra l'altro è vicinissimo poi al percorso per arrivare alla montagna spaccata e alla grotta del Luce. L'evento si chiama Mamma l'ha letto, Favole di Luce, perché l'intento è quello di catapultarvi in un mondo magico, proprio come le favole. Ok? Quando tu leggi una favola è come se sei in un mondo magico. L'intento di queste creazioni è quello di riportarci un po' nel mondo delle favole, ok? In un mondo magico.